Buongiorno Presidente. Buongiorno. Anche oggi al lavoro. Mentre la sfidante Alessandra Moretti arrivava a Zero Branco, Luca Zaia siedeva alla scrivania presidenziale di Palazzo Balbi tra programmazione, scadenze e procedimenti da avviare. Quando abbiamo delle mattine libere, ad esempio il sabato, può capitare, si fa la programmazione la settimana successiva. Sul tavolo oggi anche quei 240 milioni di euro di tagli alla sanità. Per cui stiamo cercando di mettere giù un piano di lavoro, perché oltre a sagre, convegni e ste robe, c'è anche sono le scartoffie, definiamole così. Per nulla intimorito dall'arrivo sul suolo della sua marca da parte della rivale alla presidenza. Il Veneto è di tutti, è dei veneti, dei non veneti, di tutti quelli che si comportano bene. Ma poi in qualche modo sottolinea che lui è già presidente di questa regione, che conosce e gira in lungo e in largo. Oggi al Palazzo, domani alla festa del Torcolato e ieri, guarda caso, proprio in terra Moretti. Ieri sera ero a Vicenza in Basilica con Monsignor Vescovo e tutta una serie di imprenditori. Fra l'altro ho visitato tutti gli scavi di Vicenza sotto la Basilica, stupendi, scavi archeologici, invito tutti ad andare a vederli. Insomma, il presidente lo deve fare, ma anche lui è in piena campagna elettorale e spunta così il nome di Simonetta Rubinato, richiamata all'ordine dal Partito Democratico per le sue prese di posizione sul tema dell'autonomia. Non ha nulla da spartire con me politicamente, però è altrettanto vero che se tu sei veneto e il sangue è veneto nelle vene, non puoi dire che questa terra non merita l'autonomia. Spero che riesca a convincere molti del PD a votare il provvedimento. E ad Armanforte, nella Marca, oggi minacciata dal PD, è arrivato anche Flavio Tosi.